Immergiti nei sapori di una volta con Novecento. Scopri l'eccellenza delle nostre miscele di caffè appena tostato e il sapore genuino delle nostre prelibatezze artigianali. Novecento, il gusto autentico della tradizione. Benvenuti nel mondo di Cicero e Cicero, dove l'eleganza incontra l'innovazione. Da anni selezioniamo con cura le migliori ceramiche, rubinetterie e complementi d'arredo per offrire soluzioni esclusive e di alta qualità. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la vostra casa in un ambiente raffinato e senza tempo. Con Cicero e Cicero, il design diventa emozione. Scoprite la nostra collezione e lasciatevi ispirare dalla bellezza. Cicero e Cicero, in via Nunzio Morello 1, Palermo. L'eccellenza per la vostra casa. Hai rotto il display del tuo iPhone? Oppure la back cover è danneggiata? Da Love Repair ripariamo il tuo iPhone a prezzi imbattibili. Display iPhone a soli €39,90. Back cover iPhone a soli €59,90. Riparazione veloce, qualità garantita. Passa da noi o chiama subito al 392 56 57 365. Ci trovi a Palermo in via Gaetano Amoroso 16, zona Università. US Sicilian è un documentario che racconta le vite di 7 siciliani che hanno lasciato la loro terra per costruire un futuro negli Stati Uniti. Girato in America, nelle città in cui oggi vivono e lavorano, il progetto esplora le loro esperienze, sogni e sfide. Ma non ci fermiamo qui, torniamo anche in Sicilia, nei luoghi di origine dei protagonisti, per mettere in luce quel legame indissolubile con le radici che continua a ispirarli e a guidarli. È un viaggio tra due mondi, un racconto di identità, tradizione e forza d'animo che celebra il talento e il cuore di una comunità unica. Siamo arrivati a Fredericksburg e stiamo per scoprire se questa è la casa di Vincenzo Vitale, detto Vinis Vitale. Siete pronti? Andiamo a sfondare, dai! E allora, tu sei Vincenzo Vitale, detto Vinis Vitale? Sì. Sì? Piacere Miriam. E tu sei Anna, sua moglie? Possiamo entrare? Certo, entra, è comodo. Venite con me. È comodo. Grazie per averci invitato e noi di US Sicilian siamo molto felici di raccontare la tua storia e iniziamo proprio dalle basi, dalle tue origini, visto che noi raccontiamo siciliani in America. Quindi i tuoi genitori erano siciliani? Sì. Beh, io più o meno sono venuto qua, ero piccolo. I genitori hanno fatto tanti grandi sacrifici per venire qua in Stati Uniti e dare un futuro. Ok, io devo dare... I nomi dei tuoi genitori sono Rosa e Giuseppe Vitale. Esatto. Quindi loro sono stati quelli che hanno fatto tutto per venire qua, dare un futuro a me, mia sorella. Poi è nato anche mio fratello qua, siamo 3 in tutti. La tua città d'origine è Carini. Carini, sì. Tu ti ricordi qualcosa di Carini? C'è qualche frammento di... Sì, mi ricordo sempre la piazza di Carini, io bambino già facciamo una camminata là sopra con gli amici, dopo la scuola, nei weekend, insomma. Quindi sì, anche in campagna delle mie zie ci andavo con la bicicletta, mi ricordo tanto dei Carini. Giocavamo calcio nel campetto là vicino alla casa, quindi andavo alla scuola, prima e seconda elementari sono fatto lì, più o meno mi sono imparato un po' italiano per così, però poi dopo... sei arrivato qui da piccolissimo, quanti anni avevi? Avevo 8 anni quando sono arrivato qui. E quindi poi praticamente hai quasi dimenticato l'italiano? Italiano sì, tante cose mi sono dimenticato. Ti sei americanizzato in sostanza. Esatto, sì, certo, perché poi avevamo imparato tutto americano. E come sta? Cioè, hai trovato una differenza anche tra i bambini quando sei arrivato?
Certo, i bambini certamente senza capire cosa dicevano di Certo, principio, quindi sono già- tanti diversi. Però una volta che mi sono cominciato a imparare, e poi erano tutti bambini. Ti senti più italiano o americano? Beh, in realtà io mi sento più americano perché se parliamo di fare business mi sento più comodo a parlare in americano, certamente. In italiano a volte devo pensare come dire questa cosa. Mi viene più naturale l'americano, certamente. Invece però ecco l'aspetto italiano e siciliano te lo sei portato nella cucina. Sì, nella cucina è quella la mia passione. La tua passione. Poi sì, quando ora vado in Sicilia. Però non ci sei tornato subito. No, Dopo sono passati 25 anni. E com'è stato l'impatto dopo 25 anni? Dopo 25 anni certamente è stato un poco diverso, la gente, mi ricordo che parlavamo tanto siciliano. Tanto siciliano. Però quando siamo venuti qua parlavamo solo siciliano. Sono tanto italiano. Ma che infatti sono a volte dimenticato. ci sono delle parole che in italiano non ti escono, ma in siciliano ti vengono perfette. Esatto. Esatto. E allora iniziamo a parlare della storia della nascita del tuo business. Hai detto che comunque è stato merito dei tuoi genitori che hanno fatto grandi sacrifici. Sì, io all'inizio il ristorante non era cosa mia, perché vedevo tanti anni di mio padre che faceva 7 giorni su 7 giorni, 14 ore al giorno, e ha fatto questa vita per tanti anni. Io facevo, Non voglio fare questa non vita. è questa vita mia. Però sai, quando dopo arrivando a una certa età e provando altre cose, ho capito che se uno vuole essere successful, come si dice in italiano, Per avere successo, bisogna investire in tempo e fare un po' di sacrifici. Esatto. Quindi poi sono ritornato nel ristorante e ci ho messo impegno, poi ci ho messo impegno che mi sono fatto pure un po' di culinary scuola. Ok. Mi sono sempre Messo in prima linea, ti sei messo prima linea per soprattutto in imparare cucina. e crescere, imparare del business, del ristorante. Poi è diventata una passione. È diventata una passione, e da una passione è nato Vinnis. E poi è nato Vinnis. Nel 1998, se non erro. 98, esatto. Siamo aperti fino al 2002, ci eravamo aperti 4. Ok. Poi nel 2022 siamo iniziati a fare franchising, Ok, siamo cominciati sì. a vendere Il marchio, il marchio e il sistema. Quindi Questa sono cosa, tutti uguali? Nel senso sì. nei franchising si trova lo stesso stile del stesso primo? stile, stesso Ottimo. cibo, tutto più o meno Ok. uguale. Certamente è più difficile da mantenere Certo, la linea, perché poi Non puoi essere presente in tutti i punti vendita sicuramente. Esatto. Certamente ci sono tanti diversi testi, abbiamo venduto alcuni franchise a coreani, Ok. pure io sono brava gente, brava volontà di fare, hanno il suo modo di pensare. Certo, ovvio. Dico, non siamo tutti uguali. Non siamo quindi- tutti no, uguali, esatto. non siamo tutti uguali da un paese, immaginati Nel- nel Esatto. mondo. Quindi E lo questa stile cosa- di Vinnis che cos'è praticamente? Beh, stile Vinnis è una pizzeria newyorkese, Ok. ristorante italiano trasformato più all'americano. Ok. Ci sono i piatti classici, tipici, con il sugo, con ragù, con Ok. i popperti, la salsiccia, la lasagna. Certamente questi ci sono. E il sugo è la ricetta della di Il tua sugo madre? è la ricetta che mi ha imparato la mamma e il ragù pure che mi ha imparato la mamma, e poi il resto l'ho trasformato. Certo. E parliamo invece dell'altro progetto che è nato nel corso degli anni, Basilico, che è un concept totalmente diverso da Vinnis. Sì. Basilico è stata una cosa che ci è arrivato a un punto che Vinnis era un broccato, che non potevamo fare più Vinnis a quel momento. Ok. Al momento la cosa, il cervello sempre che lavora e vuole fare altro. Siamo arrivati a questo Basilico che volevo fare una cosa diversa, fresca, più all'italiana, avere gelato, pasticceria. Sì.
alcuni piatti italiani, alcuni pure americani, perché i panini sono più all'americani che italiani. Ci sono certamente quelli italiani puro, con prosciutto e pomodoro, ma ci sono quelli americani che sono New York Reuben, che è un corned beef, che c'è pastrami, queste cose che sono tipiche newyorkesi. E quanti ne hai di basilico? Basilico sono 3 ora, siamo 3. aperti 3 l'anno scorso, quindi speriamo di anche crescere quello. Te lo auguro, guarda, te lo auguro. Però gli anni passano e certamente uno a volte vuole rallentare, però quando ancora si ha voglia di fare è difficile fermarsi, esatto. Soprattutto se il lavoro che fai ti piace e ti dà soddisfazione. Sì. E i tuoi figli invece sono mai stati in Sicilia? I miei figli no, fino adesso non ci sono stati. E pensi di riportarli? Pensiamo anche il prossimo anno di fare questa avventura, andare... Dai, bello, di fare conoscere le tue origini. Di fare conoscere i miei figli la Sicilia, la bella Sicilia. La bella Sicilia, quella Perché vera. la Sicilia è meravigliosa per me. A volte certamente non c'è lavoro, a volte non c'è questo, non È c'è vero. quello, ma però la terra è ottima. La terra è ottima, si ha delle buone basi. E la gente pure, giusto? La Sì, gente, sì. siamo ospiti della Sicilia. Esatto. Sei felice? Cioè, nel senso, se devi fare un resoconto della tua vita e di tutto quello che ti è successo, dalla Svizzera alla Sicilia, all'America, cioè arrivando adesso, cioè, ti senti felice? Diciamo che mi sento molto felice, ho una moglie che mi cura tanto, mi dà tanta attenzione. Ho figlie che sono ottimi, Che ti hanno ecco reso felice. Sono felici, vanno Orgoglioso. bene, fanno bene la sua vita, sono bravi a scuola, sono bravi in suo lavoro. Quindi cosa ho fatto, il piccolo che ho fatto io, certamente sono soddisfatto, però uno sempre cerca di Sempre di andare avanti, andare di avanti. migliorarsi. Dico sempre io, se uno non va avanti va indietro. Esatto. C'è 2 modi di andare. Visto che sei un grande imprenditore, se dovessi dare un consiglio ai giovani che per esempio vogliono anche magari lasciare la loro terra e venire qua, che consiglio gli daresti? Il primo consiglio che le do è non avere paura di lavorare. Certamente si devono fare sacrifici, a volte non deve pensare che tutto arriva così subito. Tutto arriva subito, a volte ci sono alti e bassi in vita. Esatto. Io per arrivare a questo livello che dico sono comodo, Certo. ho fatto tanti alti e bassi. Sono stato Quindi comunque rimanere costanti e soprattutto fare sacrifici. Esatto. Visto che comunque mi hai raccontato tutto, adesso manca la parte più importante. Dobbiamo andare a vedere Basilico. Che dici, mi ci porti? Andiamo. Ok, Andiamo. però prima di andare diciamo insieme US Sicilian. Sei pronto? Pronto? 1, 2, 3. US Sicilians. E allora Vinny, grazie per averci invitato a casa tua e adesso siamo nella tua seconda casa, Basilico. Questo è il secondo punto vendita aperto nel corso degli anni, come mi hai raccontato già a casa, e finalmente mi fai provare una delle tue specialità qui da Basilico. Beh, qua abbiamo tanti specialità. però Ma questa te voglio specialità fare un tipico che ricorda la sì. Sicilia. Così mi dici tu Ok, se siamo, se siamo lì, se com'è? siamo là. La ricotta intanto partiamo da questa, è siciliana? La ricotta è di pecora siciliana, Ok. importata da Sicilia. Ok, quindi già la base dovrebbe essere Deve essere buona. già là, giusto? Io penso Sì. che Ok, un lato l'abbiamo fatto un pistacchio. lato, un lato il pistacchio. Poi
E Sfoderano la un cialda? poco. Un poco. La cialda la fate qua? La cialda la compriamo pure da Palermo. Pure da Palermo? Sì. Va bene, allora questa è la prova del 9. Vediamo. Ragazzi, l'emozione non si può trasmettere, ma ebbene sì, troviamo da Basilico e mi sento a Palermo. Il cannolo Complimenti. siciliano qua in Stati Uniti. Complimenti. Complimenti. E allora, ora che abbiamo scoperto questo pezzo forte che ricorda veramente la Sicilia, raccontami un po' del tuo lavoro, ecco, dei punti vendita che hai aperto. Tu mi hai raccontato che hai 2 catene, giusto? La prima qual è stata? La prima catena è stata Venice Italian Grill and Pizzeria, che è un ristorante più... ci sono tanti tipici piatti italiani pure, il ragù, Però un po' più stile americano. più stile newyorkese, americano. Ok. Ci sono certe ricette della mamma, il ragù, il sugo, tutte queste cose. Quindi sono praticamente ricette- hai trasportato la tradizione nella cucina, quindi Esatto. alcune ricette ecco, vengono da... Esatto, ricette classiche di mia madre. Io l'ho riformato in una Le hai novità rimodulate. americana. Esatto. Esatto. E quindi quanti punti vendita hai di Venice and Grill? Vinici sono 13. 13. E il primo? L'anno? Il primo l'anno è stato 1998. 98? E che difficoltà hai avuto all'inizio? Se ne hai avute ovviamente. Inizi, tanti sacrifici certamente, economico, ci è voluto tempo per sviluppare un poco, orari che non si dormiva, Che non giusto? si dormiva. Non si capiva quando, 7 giorni su 7 giorni. Eh beh, si un fa po' di così sacrifici, you know, Però poi alla fine specialmente. vengono ricompensati. Esatto. E invece Basilico, che è un mondo Basilico- totalmente diverso, Sì, Basilico Come è nasce? nato 10 anni dopo. 10 anni dopo. Basilico era una cosa che volevo fare. Intanto il nome, diversa. perché Basilico? Basilico mi dà una cosa fresca, Sì. il mangiare fresco, e quello è stato tutto l'obiettivo di avere Una sensazione di freschezza e di di... freschezza, tutto fresco, niente congelato, Ok. tutte queste cose. E Deli perché? Per cosa sta Deli? Deli perché la maggior parte facciamo panini, Ah, ok. facciamo tanti panini qua, a E parte cosa la significa qui? pasticceria. Cosa significa qua Deli, il termine Deli? Deli significa come delicatessa, Ok. più o meno. Ok. So, deli è Un diminuitivo? Esatto, Ok. esatto. Bello. So, E quindi praticamente quando una persona entra qua dentro ha davvero tantissima scelta. Quello che ho notato è che qui al tavolo una persona si può sedere insieme ad altri commensali, ma può decidere, ecco, di mangiarsi il dolce, l'altro può mangiarsi la pizza e l'altro un'altra cosa ancora. E questa è davvero una bella un idea. cappuccino, Esatto. un espresso, dolci. Cioè a non è, parte di non è questo. limitante come No. quando vai in un posto e devi dire ok, dobbiamo mangiare tutti la stessa cosa. No, qua c'è proprio questa particolarità ed secondo me è stata veramente un'idea geniale. Esatto, Sì. esatto. Sì, abbiamo della pizza, panini, a pasta. Eh sì, ho visto che fate anche la carbonara, per esempio. Esatto. E come piatto che ricorda un po' la Sicilia, cosa c'è oltre il cannolo? Beh, il piatto Il ragù, classico, lo fate? il ragù. Sì. Le lasagne? Lasagna, Le certamente, lasagne Ok. ce l'abbiamo anche. E gli anelletti al forno che vedo che li vendete, li fate? Le anellette a forno le facciamo, più per noi perché però le facciamo anche. Le vendiamo, c'è un piccolo market Eh sì, ho puro. visto. È bello, è veramente bello questo posto e dietro di noi abbiamo una lambretta bellissima, sembra nuova, appena uscita di zecca. Di chi è questa lambretta? Beh, questa lambretta è del 1976. È un reperto storico praticamente. Esatto, questa è una lambretta di mio padre che lui ci lavorava in Sicilia, in Carini. Quindi anni dopo che era proprio finita, l'ho fatto ristrutturare, l'ho fatto rifare tutta di nuovo come la vede adesso. Mhm.
E l'abbiamo importato qua da Sicilia, è fatto Ce tutto- l'avete proprio portata? Sì, sì, E come l'avete portata? No, container. Un container? In container, abbiamo fatto un container e l'abbiamo portata. È arrivata. È arrivata. E invece quella Vespa e quella 500 sono dei pezzi che avete preso? Questi sono pezzi che abbiamo preso, che hanno anche da Palermo, Ok. sono fatti là e abbiamo trasferiti qua dentro un container. Come pezzi di design. Abbiamo dato un tocco di Sicilia, Italia. Bellissimo. Quindi a livello imprenditoriale comunque penso che tu sia abbastanza realizzato al momento, però hai dei progetti futuri? Cioè delle cose che ancora hai voglia di sviluppare? Beh, ogni punto di vendita dico basta, Basta, siamo proprio. arrivati. Siccome ora con Vinnis sei arrivata a 13, qua sei a 3, allora... Basilico 3, poi abbiamo Zebibo, abbiamo Impasto, abbiamo Italian Station che è un Perché coffee comunque shop. qui è molto diffuso e può avere vari anche percentuali in Sì, vari posti, così, esatto. quindi hai tante altre cose. Tante. E quindi una chicca, se c'è una nuova apertura, che io ne ho sentito parlare forse. Ci sono certi progetti, ancora non so. apro Va bene, tanto per perché scaramanzia non lo diciamo. perché sono progetti, però sì, ci vogliamo allargare ancora con la pasticceria, a fare una cosa più grande, quindi c'è sempre di crescere. C'è Il mio sempre. obiettivo è se uno vero, non, c'è sempre se uno da non cresce va imparare. indietro. Esatto. Allora, io ti ringrazio perché è stato davvero entusiasmante ascoltare la tua storia, perché è sempre bello conoscere uomini che hanno coraggio di lasciare la propria terra e andare in posti inesplorati. Però prima di andare via, visto che tu sei stato così carino da ospitarci a casa qui e farci assaggiare le tue cose, devo darti una cosa, la magliettina, perché tu sei stato uno dei nostri sponsor, hai supportato questo progetto di giovani ragazzi, Bello. questa è la magliettina. E poi non è finita, ti abbiamo preparato anche questa. C'è anche un US Sicilians a Vincenzo Vitale per la gradita partecipazione. Grazie. Bellissimo. Immergiti nei sapori di una volta con 900. Scopri l'eccellenza delle nostre miscele di caffè appena tostato e il sapore genuino delle nostre prelibatezze artigianali. 900, il gusto autentico della tradizione. Benvenuti nel mondo di Cicero e Cicero, dove l'eleganza incontra l'innovazione. Da anni selezioniamo con cura le migliori ceramiche, rubinetterie e complementi d'arredo per offrire soluzioni esclusive e di alta qualità. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la vostra casa in un ambiente raffinato e senza tempo. Con Cicero e Cicero, il design diventa emozione. Scoprite la nostra collezione e lasciatevi ispirare dalla bellezza. Cicero e Cicero, in via Nunzio Morello 1, Palermo. L'eccellenza per la vostra casa. Hai rotto il display del tuo iPhone? Oppure la back cover è danneggiata? Da Love Repair ripariamo il tuo iPhone a prezzi imbattibili. Display iPhone a soli 39,90 €. Back cover iPhone a soli 59,90 €. Riparazione veloce, qualità garantita. Passa da noi o chiama subito al 392 56 57 365. Ci trovi a Palermo in via Gaetano Amoroso 16, zona Università. Da Fredericksburg a Carini è stato, qualche chilometro. Grazie a Vini Vitale abbiamo scoperto questa città ricca di storia e tradizione. E adesso andremo dal sindaco. Venite con me. Siamo con Giovì, sindaco di Carini, e grazie mille per averci invitato. Noi siamo qui perché abbiamo conosciuto un suo concittadino, Vini Vitale. L'abbiamo conosciuto in Virginia, un grande imprenditore che però è nato qui. E quindi oggi siamo qui per sapere, conoscere la storia di Carini. Da cosa iniziamo? Ma possiamo iniziare da quella evoluzione che è stata Carini.
Carini che Anche perché è una città ricca di storia e di c'è tradizione. ricca di storia e tradizione, alcune sono state perse, alcune ancora riusciamo a mantenerle. E non sono tradizioni, diciamo, così folcloristiche o per uso turistico, ma proprio sentite e vissute. Carini che poco fa parlavamo prima, c'era la cultura del limone che era un paese agricolo, si è trasformato negli anni 70, c'è stata una realtà industriale, poi c'è stata, diciamo, la diffusione del villino. Noi abbiamo 9 chilometri di costa, abbiamo un territorio molto esteso, molto bello. Tra l'altro se ne parla nel Marcio Don Gesualdo, quando Bianca, che era malata di tisi, fu portata a Carini per guarirsi, perché lì c'era l'acqua e l'aria buona. Ok. Ecco, quindi Carini, posto di villeggiatura, un po' quella che è la parte ad ovest, l'equivalente di Bagheria, che ad est, Carini, una città delle ville dei nobili e dei borghesi. Poi, diciamo, adesso è diventata una città in cui ci sono moltissime attività commerciali e industriali. Si sta costruendo il più grosso centro di ricerca di medicina applicata, di biotecnologia applicata alla medicina, che è tra l'altro una joint venture tra l'ISMET di Palermo e l'Università di Pittsburgh, Pennsylvania. E quindi questo possiamo dire che è comunque qualcosa per tenere i giovani qui. Certo, ma già ci sono i primi risultati, a parte il fatto che il nostro liceo c'è il comitato tecnico scientifico, fa parte pure di ISMET, la RIMED, che sarebbe ricerca mediterranea, e già i ragazzi si stanno formando nella prospettiva del realizzando, e partirà entro l'anno, proprio questo centro di ricerca che occuperà parecchie persone. Dal punto di vista, ecco, del patrimonio culturale, io ho saputo che voi avete iniziato un bel progetto con le chiese che aprite nei weekend. Sì, allora noi abbiamo, c'è questa collaborazione, nel senso che abbiamo creduto sia come comune che anche l'Arciprefettura di Carini, che è, diciamo, retta dal Don Giacomo Sgroi, che tra l'altro è un carinese locale. C'è stata questa consapevolezza di un patrimonio culturale, perché Carini, diversamente dagli altri comuni vicini, che è più un cultura, diciamo, del divertimento, cioè Carini ha veramente un patrimonio culturale. Di tesori nascosti, perché tesori nascosti. mi sono informata e ci sono delle cose, delle chiese che sono stupende e che nessuno forse conosce. E questo è il retaggio eredità, perché qua ci fu un principato, il principe La Grue, e quindi erano dei mecenati e c'erano molti conventi. Il castello come si chiama? Castello La Grua Talamanca, Ok. che è una famiglia appunto pisano-catalana, ecco perché La Grua Talamanca è la famiglia La Grua. E poi la chiesa madre e poi i conventi. Noi stiamo restaurando parecchi conventi che sono adesso uffici pubblici, scuole. Stiamo restaurando tutti, in questi 10 anni abbiamo restaurato tutti gli edifici comunali storici, come il chiostro dei Carmelitani, il chiostro di San Rocco, del parte minore conventuale, e recentissimamente il chiostro di San Vincenzo, dove c'è anche la scuola, proprio appunto per ristabilire questa identità culturale. Certo, anche per creare degli spazi di aggregazione per i giovani. E un'altra cosa, lo spazio proprio per questo, l'obiettivo è stato questo. C'era un vecchio santuario che proprio era stato sepolto dai rifiuti. Come immagina Carini tra 10 anni? Ora, fra 10 anni vorrei che finalmente si mettesse in attuazione quei progetti per i quali abbiamo lavorato e creato le basi. Per quanto riguarda a valle, quella situazione che ci mancava era quella della rigenerazione di una spiaggia che è in corso. Ok. Poi per quanto riguarda invece il centro storico, in cui c'è stato questo processo di desertificazione, dovuto al fatto spostamento degli abitanti a valle per comodità, perché Certo. il centro storico con la sua, diciamo, conformazione urbanistica medievale non permette, diciamo, Una viabilità. E allora lì abbiamo lavorato un'altra cosa, nella valorizzazione del patrimonio culturale. Stiamo cercando il centro storico di ravvivarlo non soltanto con il restauro dei monumenti pubblici, reinserirci gli uffici, appunto per essere vissuti, le scuole nel centro storico, e proprio questa politica proprio di insediamento umano, democratico. Ed è diventata pedonale adesso la zona centro Una parte del centro storico pedonale, ma vogliamo ancora più pedonalizzare man mano.
Però lì ci vuole la creazione delle strade alternative, anche su questo stiamo lavorando nel nostro piano, non solo il piano regolatore, ma anche per creare le vie di fuga, in modo che man mano una buona parte del centro storico venga pedonalizzata e restituita alla vivibilità. Ci vuole un po' di tempo, Certo. ci vuole anche la convinzione, la consapevolezza dei cittadini di ripopolare il centro Esatto. storico, ma no, però stiamo facendo di tutto per indurre a questo. Un'altra cosa, proprio in questi giorni siamo in contatto continuo con l'Agenzia del Demanio per acquisire alla proprietà comunale il chiosco del Rosario, dove c'è l'intendenza di finanza, che è abbastanza grosso, e già abbiamo un protocollo d'intesa con l'Università di Palermo per farlo diventare un centro studi, per poi progressivamente anche sede di qualche facoltà universitaria legata appunto agli studi, alla ricerca di Certo. biotecnologia medica. Quindi una specie di sinergia per quanto riguarda utilità del patrimonio pubblico, storico, culturale come sede dell'incontro, dello studio e della ricerca. E questa è una cosa bellissima, perché comunque gli spazi ci sono e bisogna, ecco, rivalorizzarli. Sì. Lei si è insediato, mi ha detto, 10 anni fa, 10 quindi anni fa. cosa, cioè, le attività che le hanno creato più soddisfazioni, quali sono? Allora, prima per la quale mi è stato riconosciuto e ho avuto la conferma elettorale è stata quella che Carini, quando è arrivato, era la terra dei fuochi. Praticamente le strade erano fiancheggiate da accumuli di rifiuti, fumanti di notte e di giorno, e quindi abbiamo pulito. La prima ha fatto la raccolta dei rifiuti proprio il servizio porta a porta capillare, anche ai piedi della collina, praticamente il servizio. Poi abbiamo anche, ho parlato della bonifica a mare, questo è stato un altro risultato. Poi la metanizzazione del comune, il gruppo di sì. gas in gran parte del questo servizio. E poi un'altra cosa che abbiamo, grazie con la collaborazione dell'AMAP, perché avevamo il servizio con l'acquedotto comunale, era ormai diciamo ridotto ai minimi termini, l'AMAP sta facendo investimenti per i quali non solo c'è stata la ristrutturazione delle reti in gran parte del centro storico e anche della valle. Quindi questo fornire servizi a una popolazione sempre in crescendo, perché capirà che io mi ritrovo sindaco negli ultimi 10 anni con 7.000 abitanti in più, quindi la mattina a pensare che bisogna dare più acqua, Certo. le scuole, evitare i doppi turni, ci siamo riusciti. Sono in costruzione 3 asili nido, altri 10 aule in costruzione e poi una scuola materna, proprio per offrire servizi e per trattenerci questa popolazione qui. Non una popolazione che usa le nostre villine come dormitorio, Esatto, come ma come passaggio. luogo invece Dove creare, dove stabilirsi e sì, avere esatto. dei servizi. Non è facile, però ce la stiamo mettendo Il suo tutta. impegno è grandissimo e io direi che adesso, dopo avermi raccontato tutto questo, io voglio andare a vedere Carini e voglio vedere se quello che mi ha raccontato è così. Grazie mille. E dopo aver chiacchierato col sindaco di Carini, che ci ha raccontato la storia e le tradizioni, siamo qui in una fortezza medievale che dopo visiteremo, ma intanto andiamo a scoprire le prelibatezze di questo paese, dal caseificio al produttore di olio e di limoni. Venite con me! Ad accoglierci Rosi del caseificio a Giaconia, grazie mille per essere qui. Grazie a te. E allora raccontaci dei tuoi prodotti, penso che sia un'azienda a conduzione familiare. Allora, il tutto parte proprio dalla mungitura, abbiamo sia allevamento che zona lavorazione del latte. Alleviamo delle mucche di razza Cinisara, la classica mucca nera, un po' più elegantuccia, abbastanza snella da stare in mezzo ai nostri monti. Ok. Dopo la mungitura il latte appena arriva al caseificio viene subito lavorato, quindi in 40-45 minuti otteniamo il primo formaggio che sarebbe il primo sale, perché estraendo la prima cagliata
si ottiene il primo sale. Dal primo sale, che li possiamo fare bianchi al pistacchio, erba, cipollina e peperoncino, insomma lì poi facciamo giocare un pochettino la fantasia. E varie misure, perché si possono fare da quelli più casalinghi a quelli più grandi da lasciare stagionare e creare il secondo sale. Bellissimo. Il siero viene estratto, perciò poi diamo vita alla ricotta, viene messa a cucinare, viene Poi me la devi aggiunti- fare assaggiare? Senz'altro, volentieri, non vedo l'ora. Poi passiamo qui e vediamo il cannolo. Certo, con la La ricotta, ricotta. poi ovviamente con la nostra ricotta produciamo il classico cannolo. Ci divertiamo anche soprattutto a fare dei taglieri, che qua c'è un po' di tutti i nostri formaggi, però li personalizziamo a seconda dei propri gusti e delle proprie... Quindi anche su ordinazione. questi Su taglieri. ordinazione, da sport, da mangiare anche da noi, perché siamo in campagna, c'è abbastanza spazio fuori. Benissimo. Facciamo il pane cunzato, il mio ovviamente non mi permetto di prendere E nessuna... allora diamo i tuoi contatti dove possono venirvi a conoscere e soprattutto a provare, visto che si possono fare delle esperienze culinarie. Certo, ci troviamo in via Gioconia 36 a Villa Grazia di Carini. Tutti i giorni facciamo la produzione, quindi tutti i giorni si trova la ricotta calda, caciotte freschissime, bianche affumicate e caciocavallo, ovviamente anche qui diverse pezzature. Quindi anche la domenica, festività, non abbiamo nessun giorno di riposo, ma volentieri. Perché alla Allora, fine... dopo che abbiamo parlato, diciamo, adesso assaggiamo, perché io sono venuta qui per questo. Partiamo dal salato o dal dolce? Come vuoi tu, cosa devo assaggiare prima? Fai tu. Allora, prima dolce. Dolce? Dolce, Allora te lo sì, faccio sì. subito per te. Sono una critica ormai di cannolo, Ah, perché ne ho assaggiati così tanti in questo percorso. E allora, buonissimo. Scusate, dovevo godermelo. Cambiamo adesso produttore, sempre di Carini. Siamo qui da Siculae, così si pronuncia? Sicula. Sicule? Ok. Siamo con Luca e allora raccontaci della tua azienda. Allora, la mia azienda è un progetto che nasce per valorizzare appunto il territorio di Carini. Infatti, diciamo, diamo spunto anche alle aziende familiari, non solo di Carini, ma anche nei dintorni di Carini, per appunto valorizzarle e per metterle sotto il nostro marchio, diciamo. Abbiamo una vasta gamma di prodotti che non sono tutti qui esposti, come ad esempio la caponata siciliana, come ad esempio la caponata di melanzane siciliana, come ad esempio la confettura di fichi, la marmellata di arancia e vaniglia, Anche questa di cipolla. la confettura di cipolla rossina agrodolce, il patè di olive verdi, patè di olive nere, Vedo la pasta anche. la pasta, sì, con le busate corte trapanesi, gli anelletti siciliani per fare appunto la pasta a Poi forno. vedo qua una birra. Queste sono artigianali. Sì, prodotti qui sì, a Carini. a Carini. E com'è nata questa idea della birra? Per dare appunto un valore a un prodotto carinese che non è conosciuto appunto. Infatti noi nella nostra etichetta della birra innanzitutto l'abbiamo chiamata Giummari, perché è una zona tipica carinese balneare. Ah, ok. Per dare valore ancora di più alla nostra etichetta abbiamo rappresentato, diciamo, i 3 loghi principali di Carini. In questo caso nella Pilsner, che è una classica a doppio Sì, malto, abbiamo rappresentato il castello, che è diciamo l'attrazione L'emblema. principale di Carini. Questa è la chiesa madre. Sì, la piazza, La con piazza, la chiesa sì. madre, che è la Dunkel. La Dunkel in questo caso l'abbiamo affiancata alla rossa con questa immagine della piazza perché è una birra molto più corposa Certo. rispetto alle altre birre, e abbiamo affiancato questa immagine. E poi diciamo abbiamo la nostra punta di diamanti, che è la Pale Lager, che è aromatizzata in questo caso al coriandolo, che l'abbiamo affiancato l'immagine della zona balneare di Carini per appunto dare la leggerezza Certo. di una birra bionda. Queste 3 tipologie di birre in questo caso fermentano 15 giorni in bottiglia per appunto dare valore all'aromatizzazione della birra. Wow, complimenti e continuati così. Sono curiosa di assaggiarla, me la porto a casa e poi ti faccio sapere. Yes. Grazie Luca. Grazie mille. E dopo i formaggi e dopo ecco i prodotti culinari come la pasta, la caponata e la birra, passiamo anche ai liquori e siamo qui con Giosuè di 90044. Raccontaci ecco della tua azienda. Allora, la mia azienda nasce nel 2023
Abbiamo dato anche il nome 90044 proprio per richiamare anche il paese di Carini. il Spirito nostro capo. siciliano. E nasce proprio dalla passione che ho per la liquoristica e comunque per valorizzare i prodotti nostri di Carini e comunque siciliani, come gli agrumi per esempio. Raccontami proprio come ti è venuta questa idea, ecco, da un giorno all'altro hai detto io voglio fare questa cosa. Sì, praticamente mio nonno coltivava i limoni e proprio da una passeggiata nel giardino di casa ho detto come possiamo valorizzare questo prodotto che ormai è un po' abbandonato, un po'... Perché tra l'altro Carini era una città che produceva limoni prima, Sì, tantissimo, che poi magari è stata abbandonata e questo è stato il modo Quindi per dargli valore. Da lì è nato il limoncello. Quindi fai il limoncello, poi? L'amaro armonico, che è un amaro all'arancia, e il gin. Il gin, wow! Allora, cosa mi fai assaggiare? Assaggiamo il limoncello, Dai, visto che parliamo sì. di limoni. Vai, ci sto. Facciamo un brindisi alla tua azienda fresca, che sia rigorosa e che possa essere apprezzata. Facciamo un brindisi a 90044 e allo spirito siciliano che abbiamo dentro. Dove possono acquistare i tuoi prodotti? Allora, noi abbiamo il laboratorio qui a Carini in Corso Garibaldi, 99. E comunque lì produciamo, poi rivendiamo direttamente comunque alle enoteche, ristoranti, forniamo nei contatti social, ci possono contattare e saremo lieti di... Grazie mille Giuseppe, è stato bellissimo conoscere questa realtà e continua così. Grazie. Vogliamo saperne di più e mi hanno detto che qui al castello ci sarà uno storico ad aspettarci. Andiamo a cercarlo. Eccolo trovato, Giuseppe Randazzo. Buongiorno, piacere. Tutti la chiamano Pino, vero? Sì, mi conoscono per Pino. E allora, dove ci troviamo? Che storia ha? Ci troviamo appunto nel castello Lagruo Talamanca, che lega il suo nome indissolubilmente a questa vicenda, diciamo, di Laura Lanza di Trabia, che sposa Vincenzo II Lagrua, ma viene uccisa appunto per questo dicono baronessa. Baronessa, sì, di Carini, quindi viene uccisa dal marito. Storicamente sappiamo che il marito appunto la trova in flagranza di reato e quindi uccide la moglie il 4 dicembre del 1563. Ma il castello cela all'interno comunque una sua storia che, diciamo, ha origini già a partire dal XII secolo. Ok, quindi costruzione arabo-normanna? Sì, denominata arabo-normanna. Sappiamo, diciamo, i primi dati storici ci vengono da un geografo, chiamiamolo così, Idrisi, che dedica un libro a Re Ruggero, e quindi in questo suo viaggio, questo libro Ketab intitolato A chi si delizia nel viaggiare appunto per le terre, menziona Carini e dice che a Carini, siamo intorno al 1154, a Carini esisteva un castello, una costruzione di recente formazione, lui la nomina, che si trova in un promontorio, perché verosimilmente la Carini medievale, o meglio quella araba, si trovava alle pendici, quindi in una zona denominata San Nicola. Invece poi con, diciamo, l'incastellamento e successivamente si sposta per assumere questa funzione anche di roccaforte. Bellissimo, che dici? Andiamo a vederla? Andiamo! Attorno al castello di Carini ci passa e spassa un vecchio cavalieri. Luverna gallo risalgo gentili, cadi la gioventù, l'amore teni. L'occhiuzzo alle finestre sempre teni, giri come la puzza tra l'aprile, intorno alle giuri, piccocchi rilumeri,
troviamo in un salone denominato appunto delle feste per l'ampiezza e per la decorazione del soffitto cassettonato. È un tipico soffitto, diciamo, dell'epoca, dei primi del 400, verosimilmente inaugurato per un matrimonio tra Gilberto Talamanca e Ilaria Lagrua. Il salone si caratterizza appunto per questo soffitto affrescato con uno strato appunto di intonaco sul legno. Che è raro, perché molti cassettoni che non sono più rimasti. Invece certo. È molto simile ad altri, diciamo, soffitti cassettonati che si trovano a Palermo, tipo Palazzo Aiutami Cristo, Palazzo Sterime è molto precedente a questo. E ripropone, come vi dicevo, negli affreschi gli stemmi delle due famiglie importanti, che sono appunto la Grua con il leone, scusate, la Grua con l'uccello, la Gru, e i Lanza, il leone. Poi vedo questi abiti ovviamente del periodo. Gli abiti sono riproduzioni appunto di abiti d'epoca che, diciamo, prendono vita durante degli eventi che vengono organizzati al castello. Sì. Complimenti. Continuiamo il giro? Sì. Proprio in questa stanza, diciamo, è visibile la parte medievale, perché grazie ai lavori di restauro appunto si è cercato di mostrare i vari passaggi epocali che hanno segnato certamente e hanno connotato le epoche storiche. In particolar modo, diciamo, ci troviamo ad un livello superiore al piano nobiliare e si vede benissimo, per esempio, l'ingresso di una struttura diciamo del XII-XIII secolo, che oggi è inglobata dentro dei muri, ma originariamente faceva parte appunto di spazi esterni. Verosimilmente questa è una porta d'ingresso di un vecchio maniero, probabilmente quello che vede Drisi è proprio questa struttura qui, di recente formazione. Cos'è questa mano insanguinata? Allora, siamo in questa presunta stanza del delitto perché lo abbiamo dedotto dalla ballata, appunto, delle numerose ballate che ci raccontano dell'uccisione di Laura Lanza ad opera del marito. Ad opera del padre, scusa, ad opera del padre, questo errore continua. Perché nella tua mente si è innestata questa ipotesi, diciamolo. Per me, diciamo, è stato il marito e il padre si è addossato le colpe. Quindi, dicevo, venne uccisa, secondo come si racconta nella ballata, in una stanza dove lei aprendo le finestre, cercò di chiamare aiuto i carinesi. L'unico, diciamo, ambiente che ha un collegamento con il paese, con la vecchia Carini, o Carinis come si chiamava appunto in quel periodo, è questa. Quindi le due uniche finestre sono queste, quindi desumiamo che l'ambiente sia questo, quindi lei, scappando probabilmente, si affaccia, chiede aiuto e diciamo, dice la famosa frase cani carinisi, ma in realtà è stata, diciamo, traslitterata. Il vero significato è veniti cani, che poi viene tradotta cani carinisi, in realtà è un aiuto. E qui troviamo l'atto di morte. Abbiamo riprodotto questo certificato di morte dove dice che di 4 di dicembre, settima indizione del 1563, fu seppellita la principessa Laura Lanza nella madre ecclesia, quindi nella chiesa madre, e nello stesso giorno morì Ludovico Vernagallo, questo presunto amante. Chi lo sa, lo scopriremo.
Dopo essere stati al Castello di Carini e avere anche scoperto i prodotti tipici di questo territorio, abbiamo fatto un tour a Carini e adesso siamo in uno dei chiostri più belli nell'ex convento dei Carmelitani, appena ristrutturato. E allora, cosa mi può raccontare di questo posto? Di questo posto, questo era un convento dei Carmelitani, dopo, quando entrò lo Stato italiano in possesso dei beni ecclesiastici, Garibaldi passò al comune. Qui è stata una storia, è stato prima addirittura c'è il delegato di polizia municipale dell'Ottocento e negli annali, per esempio, della storia della mafia, la prima parola mafia fu coniata qua, un delegato di polizia della pubblica sicurezza della fine Ottocento. Quella fu la prima volta che fu proprio ufficialmente mafia, fu qui. Poi diventò pretura, poi è stato caserma dei Carabinieri, adesso è sede della biblioteca del Museo Civico di Carini, uno dei 3 musei civici che abbiamo. Ho visto entrando che c'è una targhetta con scritto Università degli Studi di Palermo, quindi? Sì, anche, c'è pure stato anche sportello per l'iscrizione e per il collegamento con l'Università quindi di di Palermo. orientamento. E poi questa bellissima fontana voluta da un vescovo di Cefalù. Sì, e fu un vescovo carinese che era carmelitano proprio e donò questa fontana seicentesca al comune di Carini, il vescovo Orlando, che adesso è sepolto nella cattedrale di Cefalù, essendo stato poi vescovo di Cefalù. Questa è del 1694, molto bella, che è arricchito, imbellito questo chiostro, ha dato ancora un valore aggiunto. E allora Sindaco, io la ringrazio per questo tour, perché tra l'altro io non conoscevo Carini e ne parlerò benissimo perché avete veramente delle opere stupende, secondo me, che devono essere conosciute e speriamo che in questa puntata si possa far vedere questo. Grazie mille. Immergiti nei sapori di una volta con Novecento. Scopri l'eccellenza delle nostre miscele di caffè appena tostato e il sapore genuino delle nostre prelibatezze artigianali. Novecento, il gusto autentico della tradizione. Benvenuti nel mondo di Cicero e Cicero, dove l'eleganza incontra l'innovazione. Da anni selezioniamo con cura le migliori ceramiche, rubinetterie e complementi d'arredo per offrire soluzioni esclusive e di alta qualità. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la vostra casa in un ambiente raffinato e senza tempo. Con Cicero e Cicero, il design diventa emozione. Scoprite la nostra collezione e lasciatevi ispirare dalla bellezza. Cicero e Cicero, in via Nunzio Morello 1, Palermo. L'eccellenza per la vostra casa. Hai rotto il display del tuo iPhone? Oppure la back cover è danneggiata? Da Love Repair ripariamo il tuo iPhone a prezzi imbattibili. Display iPhone a soli €39,90. Back cover iPhone a soli €59,90. Riparazione veloce, qualità garantita. Passa da noi o chiama subito al 392 56 57 365. Ci trovi a Palermo in via Gaetano Amoroso 16, zona Università.